Un centro dedicato all'infanzia che va ad occupare le stanze che erano quelle del primo asilo statale di Rossano. Ci è voluto un po' di tempo, tanta volontà e la mano dei volontari per riqualificare e poter così riutilizzare quella che un tempo appunto era la prima scuola elementare di San Zeno e poi la scuola dell'infanzia comunale di Rossano Veneto. Oggi diventa un centro dedicato sempre all'infanzia. Verrà occupato da 2 associazioni, l'associazione Girasole che si occupa soprattutto di psicomotricità e l'associazione Il Colore Viola che si occupa di tutta quella sfera e di quel mondo che riguarda i bambini speciali, quindi avranno uno spazio tutto per loro per poter fare attività e per poter essere seguiti da degli specialisti che li aiuteranno nel loro sviluppo e nella loro crescita. Una struttura, il centro arcobaleno, pensata dal comune per dare una risposta alle famiglie. All'interno del centro saranno avviati percorsi di sostegno alla genitorialità, alle mamme in gravidanza, al postparto e percorsi di musicoterapia, un nuovo e ampio spazio sociale in cui i bambini speciali potranno giocare, imparare e divertirsi in maniera protetta con personale qualificato. Questo è un esempio di comunità perché è stata proprio la comunità, l'associazione di volontariato, la Proloco, la casetta di quartiere Pesse insieme a tanti altri volontari che si sono messi insieme per poter realizzare il cambiamento.